Stiamo vivendo la crisi nella crisi, figlia degli errori della politica regionale e nazionale, e con la mancanza di programmazione diminuiscono i consumi e aumenta la nostra sfiducia. È quanto emerge dal quarto rapporto congiunturale sulle imprese artigiane in Sardegna, presentato come di consueto da CNA Sarda, che denuncia una spirale recessiva da incubo. La nostra isola subisce molto di più gli effetti della crisi rispetto al resto d'Italia, dove il comparto artigiano non gode di sostegno e di politiche adeguate, nonostante rappresenti il 15% del valore aggiunto, dato maggiore del 13% nazionale e dell'11% del Mezzogiorno. Costruzioni e manifatturiero i settori più in crisi. Dalla fine del 2011 perse 200 imprese manifatturiere e 450 nelle costruzioni. Solo il 2012 ha registrato 1045 imprese artigiane in meno e la perdita di 6.000 addetti nell'ultimo quadriennio. È una fase recessiva che decisamente non ha precedenti. I numeri appunto, 3.200 imprese hanno chiuso in Sardegna negli ultimi 4 anni. Caso del genere non si era mai verificato e naturalmente questo ha comportato, oltre le 3.000 e passa imprese, 6.000 occupati in meno, perché ogni impresa artigiana sostanzialmente occupa mediamente 1-2 persone. Quindi questa è la dimensione a grandi linee di quanto la nostra preoccupazione sia stata evidenziata nel nostro rapporto, che oltre a questo ci dà tutta una serie di altri numeri. Le questioni riguardano intanto i crediti. Le imprese continuano a soffrire per mancanza di credito. Questo fa il paio con la mancanza di liquidità. Non ci sono più denari in giro, la pubblica amministrazione non paga i crediti alle imprese che in qualche modo li hanno maturati per lavori fatti. Io mi auguro che oggi, in concomitanza con la nostra assemblea regionale, il decreto che dovrebbe essere varato dal governo per la messa a disposizione dei 40 miliardi da rimborsare alle imprese possa essere in questo momento approvato, in maniera tale che si dia un minimo di respiro, anche se poi il complessivo dei crediti supera abbondantemente non il doppio dei 40 miliardi. Questa è nella sostanza la situazione. La ricerca è stata effettuata su un campione statistico di 700 imprese rappresentative del tessuto produttivo dell'artigianato sardo, attraverso la rilevazione dei principali indicatori economici: ordini, fatturato, occupazione, accesso al credito, costi di produzione. Emergono dati più che allarmanti. Nel 2012 il 60% delle imprese dichiara una sensibile riduzione della produzione, ordini e fatturato. Peggiorano i rapporti con le banche. Passa dall'1,4% al 15% la quota di imprese alla quale è stato rifiutato un finanziamento e dal 15 al 30% le imprese che subiscono richieste di rientro. Ogni anno proviamo a sensibilizzare la Giunta, il Consiglio regionale, chi in qualche modo dovrebbe dare sfogo e sviluppo a un'isola che pare galleggi in mezzo al mare ma senza nessuna conduzione, e ci ritroviamo sistematicamente a non avere le risposte adeguate. Se andassimo a vedere nelle pieghe di bilancio si potrebbero recuperare delle somme da destinare a investimenti e quindi da mettere a disposizione delle imprese. Faccio un brevissimo riferimento anche
ad alcune poste che nella finanziaria sono state introdotte. Intanto il reddito di cittadinanza. Si parla di reddito di cittadinanza e quindi di messa a disposizione di circa 20 milioni di euro da parte della Regione, spendibili attraverso Sardex, che per quanto mi riguarda è un meccanismo virtuale e francamente qualcuno mi dovrà spiegare come dovranno essere spesi questi 20 milioni che forse, se messi a correre e destinati alle amministrazioni locali e soprattutto alle imprese, sicuramente darebbero sfogo a una crisi, o perlomeno renderebbero meno grave una crisi che in qualche modo oggi sta attraversando le imprese. L'altra questione è la questione della flotta sarda. Anche in questo caso, con tutte le nostre perplessità, ma manifestate non oggi, già da alcuni anni a questa parte, continuiamo a non capire come si possa risolvere il problema con dei fondi che a parer mio, a parer nostro, vanno a finire in un pozzo che non produce alcunché. Alla tavola rotonda partecipano Enzo Costa, segretario regionale CGIL, Giampaolo Diana, capogruppo PD in Consiglio regionale, Cristiano Enriu, presidente ANCI Sardegna, Luigi Crisponi, assessore regionale al turismo, artigianato e commercio. Con un coro univoco, dalla finanziaria regionale non si scorge nessun apporto anticrisi, né capacità di sostenere lo sforzo del sistema produttivo in questa fase recessiva drammatica. Come imprenditore, lei si riconosce nei dati che ci hanno mostrato oggi? Assolutamente sì, perché sono i dati che noi abbiamo fornito al CRESME, per cui tutto quello che è stato presentato oggi è lo specchio di quello che oggi il tessuto economico sta vivendo. Come si fa a sopravvivere alla crisi? È un momento molto difficile, sicuramente ci vuole tanta buona volontà, sacrificio, mantenere i piedi per terra, mantenere i dipendenti, forse lavorare meno e comunque un supporto molto importante anche le collaborazioni con il nostro personale. Come ogni anno la finanziaria regionale è molto ristretta ed in più opera su una base di memoria molto corta su ciò che le categorie e le associazioni artigiane stanno chiedendo da anni. Sì, questo è uno degli elementi che noi richiamiamo sempre, l'assenza di coerenza. Ogni volta ci troviamo a ragionare su ipotesi di intervento, per la verità spesso molto fantasiose, che accantonano anche dei provvedimenti che pure sono stati concordati col governo regionale di cui più nessuno parla. Noi lo scorso anno concordammo con la regione misure prioritarie per la spesa che dovevano entrare con celerità nel circuito economico, per esempio le opere canterabili, i fondi anticrisi, che poi non hanno avuto nessun effetto. Così come concordammo misure di efficientamento, quindi a costo zero, non comportavano spese, ma misure di efficientamento della pubblica amministrazione, promesse che ovviamente non sono state mantenute. Mi riferisco alla centrale unica dei pagamenti, alla centrale unica di accreditamento, all'osservatorio sui lavori pubblici, per dare coerenza attraverso una regia condivisa un osservatorio che seguisse lo svolgersi e l'evoluzione delle opere pubbliche e cantierabili. Allora, nulla di tutto questo è stato fatto e quindi ci chiediamo la ragione, ma se erano misure utili, qualcuno ci spieghi perché non se ne parla e anche perché in questa finanziaria si rilancia la palla su ipotesi di intervento che noi dubitiamo possano produrre effetti. Sono di dubbia efficacia e, come abbiamo detto, sono forse anche tecnicamente difficili da poter applicare.
Quindi è una maniera incoerente di sollevare delle aspettative che ovviamente anche un po' accarezzando e utilizzando in maniera scorretta il disagio e la disperazione sociale, è un modo davvero, noi riteniamo, irresponsabile di procedere. Quindi nel confronto che si aprirà col Consiglio regionale noi chiediamo coerenza, atti concreti. Il rapporto oggi ci dice che il sistema delle imprese artigiane è giunto a un punto di non ritorno, siamo di fronte a una condizione ormai di rottura e di stress da parte delle imprese, quindi serve probabilmente fare poche cose perché le risorse non sono tante, ma occorre che questi interventi producano effettivamente degli effetti. Interventi che hanno e sono limitati dentro un perimetro con un profilo meramente assistenziale ovviamente non possono essere a nostro avviso riproposti. Il punto vero è creare lavoro vero, effettivo, e le imprese hanno bisogno di questo. Non si può più attendere. Utilizzerò delle frasi sgrammaticate ma che rendono pienamente l'idea. Vanno scelte delle misure da mettere in campo non subito ma da ieri per le piccole e medie imprese. Occorre necessariamente far sì che queste imprese e gli imprenditori che subiscono una crisi deleteria possano continuare con i propri sacrifici comunque a creare economia. Inoltre abbiamo già fatto sì che lo Statuto sardo invecchiasse da nuovo. Non possiamo più aspettare, e questo l'appello di tutti noi.